La ruota, allora, Cipsichi vuol dire Sinti, qua vedi c'è scritto la carovana, la luna, le stelle, il sole, il fuoco, la terra marrone. E la bandiera, la nostra bandiera è questa, la ruota che i colori. Allora io mi presento, mi chiamo Pevarello Erasma, ma Vicenzina perché mi conoscono per Vicenzina. E al 6 luglio faccio 94 anni. Ricorda quando hai iniziato a fare la resistenza? Allora, mi trovavo un giorno, perché siccome che avevano preso mio marito, lui era partigiano, e l'avevano portato nelle carceri a Padova, Piazza Castello. E io e un'altra signora, perché avevano maltrattato i nostri mariti, che poi dopo lo dirò. C'era un signore, abbiamo visto questo signore, un uomo, insomma, è venuto fuori di una stradina piccola e mi ha detto: siete Sinti? Siete Sinte? E io ho detto sì. Allora ha detto: guardi, io vi do una cosa, era così, carta tutta piegata, piccola. Avanti qui, poca strada, c'è un paese che si chiama San Giorgio e c'è un campanile vicino, proprio viene quasi fuori, no? Nella strada lì. E lì viene, scusate che sono un po' agitata, lì verrà una persona e vi dirà: siete Sinte? Siete Sinte? E voi gli consegnate questo biglietto a lui, poi andate via subito, non fermate, non chiedete niente e noi siamo andati via. È quella la prima volta. Poi dopo si vede che quelli mi conoscevano, nel senso che sapevano che mio marito era partigiano, sono venuti ancora, sempre dello stesso posto. Invece un'altra volta, l'ultima volta, perché dopo io sono andata dai miei parenti a Brescia, 4, 5, 6 volte. La penultima volta c'era un altro uomo più grande, quello lì era un po' piccolo, quello che prendeva i bigliettini. L'altro mi ha detto: vi ringraziamo perché avete salvato tanta gente. Noi non sappiamo niente perché mi ha detto queste parole. Bene. Ci sono stati momenti di grande paura durante questa sua attività di staffetta? Ci sono stati momenti particolari di paura in cui aveva paura? Grande paura. Perché aveva grande paura? Perché io dopo ho pensato, perché non ero giovane, però non ero stupida, ma questo qui vedrai che mi dà una cosa che che sono partigiani, sono gente che combattono, insomma. Ho avuto tanta paura, sì, tanta paura, ma ero incinta della mia figlia Mirka di 4 mesi, però ce l'ho fatta lo stesso, sebbene che ho avuto molta paura perché erano momenti brutti, brutti, brutti. E in quei mesi lì ci sono stati anche dei momenti di felicità? No, dire la verità, quei momenti lì non c'era felicità, perché con la scusa che avevano preso mio marito, che non sapevano dov'era, ho tribolato tanto per sapere e avevo molto dispiacere, molto dispiacere. Signora, durante quei mesi della Resistenza, che Italia sognava per il futuro, per il dopoguerra, per il dopofascismo, perché se lei ha combattuto Sì. e poi ha perso anche il marito, Sì. si è combattuto nella Resistenza, ha dato il suo contributo, e perché
chiaramente non gli andava bene quel sistema lì, quel mondo, il mondo fascista, l'occupazione nazista, no? Ecco, e che Italia sognava, come sarebbe dovuta essere? Ma a dire la verità, sognavo che quando sarà finito tutto sarà bello, vediamo la nostra gente e i divertimenti, perché noi siamo gente che ci piace l'allegria, facciamo festa, ogni momento si fa per dire, abbiamo questa nel nostro sangue. La felicità abbiamo noi, siamo sempre contenti perché noi sinti la guerra non l'abbiamo mai voluta, perché la politica a noi non ci interessa, perché siamo un popolo cristiani che non vuole la guerra, non vuole niente di quelle cose brutte lì, ha capito? Ricorda il 25 aprile del 1945, poi non so, può essere stato il 27, il 28, insomma i giorni della liberazione. Allora, adesso le dico una cosa, siccome che la mia figlia Mirka è nata il 13 aprile, è nata in una carovana, di mia mamma aveva la carovana, e l'apparecchio si chiamava Pippo, mitragliava, e allora noi è nata con la candela, mia figlia, è nata alle 5 della sera, dalla mattina, e quel giorno lì, il 25 aprile, sentiamo le campane, ding dong, campane che sono, ma cosa c'è, dico, perché noi eravamo in un posto con le carovane un po' fuori del paese. Era l'abitudine noi, perché c'erano i cavalli, davano in mezzo al campo, mangiavano l'erba, eravamo liberi. E mia mamma dice, figlia mia, perché pregava tanto mia mamma, mi ha insegnato lei di pregare tanto. Ma cos'è mamma, cos'è? Io prendo la mia bambina e vado fuori, andiamo sulla strada, tutta la gente. Il 25 aprile c'è stato era l'armistizio, e allora noi può immaginarsi la contentezza che si aveva, adesso siamo liberi che noi possiamo andare in giro. Ascolti un po', dopo la guerra c'è stata qualche volta in cui ha pensato, ma chi me l'ha fatto fare di impegnarmi nella resistenza contro il fascismo, contro i tedeschi? Tante volte purtroppo, perché ci hanno maltrattato sempre noi, ha capito? E allora io avevo anche la rabbia, come dico, mio fratello partigiano, mio marito l'hanno fucilato, l'altro mio fratello partigiano anche lui. Cosa hanno combattuto? Perché hanno combattuto? E che motivo avevano loro rischiare la vita? Ha capito? Dei ragazzi giovani, di miei cugini l'hanno uccisi, due miei cugini l'hanno sotterrati vivi, li giuro davanti a Dio, avevano 21 uno aveva 17, 18, vivi, hanno fatto fare la buca e l'hanno sotterrati, perché per tanto tempo non l'hanno trovati, perché non sapevano, ma questo signore di un contadino che ha visto, era sconto, appena che ha visto dei sinti, ha detto guardate che qui ci sono due ragazzi che l'hanno uccisi i tedeschi, ha capito? E poverini andavano così, tanto per dire, non hanno fatto niente quelli, fascisti e tedeschi, perché c'entra sempre il fascista. I fascisti lavoravano assieme, ha capito? Nella vostra famiglia, immagino, perché lei ha detto mio marito partigiano, arrestato, fucilato, perché è stato fucilato a Vicenza. Tutti antifascisti. E questo antifascismo da che cosa viene nella vostra famiglia? Ma, anche suo papà era antifascista? Sì, era socialista mio padre. E anche a mio padre gli hanno dato l'olio da bere, mio padre, che ha fatto la guerra del 15-18, mio padre.
Gli hanno dato tante botte, in più gli hanno fatto bere l'olio di ricino. Quei assassini sono sempre per me assassini, sempre, perché io, quanto mi viene in mente che vedo che tanti ragazzi adesso, ha visto cosa fanno, guardate, dico, c'è ancora l'odio, c'è ancora la rabbia, c'è ancora i fascisti, è una cosa brutta, è un mondo, abbiamo avuto tempo fa bello perché gli anni belli, ma adesso che andiamo avanti vedo tutto brutto, l'odio, gente che uccidono le sue famiglie, no, noi non siamo così. Come siete voi? Ecco, bravo, noi siamo così. Noi Sinti, parliamo no di giovani, noi Sinti, per i Gasi siamo come bestie, non siamo calcolati di niente, perché dicono, oh, anche se lei ha una giostra, una carovana che costa milioni, guarda i zingari, guarda i zingari, ha capito? Dopo noi abbiamo un'abitudine, non è che noi uccidiamo la nostra mamma, il nostro papà, i nostri fratelli, i nostri figli, no, guai. Se un vecchio lo mettevano al ricovero, mai, mai. Vedi, anch'io sono vecchia, ma guai, i miei figli, guardi, vedi dove sono. Ecco, noi questa abitudine abbiamo, che rispettiamo i vecchi, rispettiamo le persone. Quando si vede una persona che ha bisogno, andiamo là, facciamo di tutto per soccorrere queste persone. E invece i Gasi, se si vedono noi per terra, vanno avanti, non si fermano. Quando si va nei paesi, non è che si va, piantiamo, che ci dà una mano sì, no, prima dobbiamo pagare e poi andiamo a impiantare le giostre. Portiamo la felicità noi, portiamo l'allegria. Ci sono dei paesi che non vedono l'ora che si arriva con queste giostre, oh meno male, invece ci sono dei paesi, specialmente il Vicentino, c'è tanto razzismo, signora, le dico la verità, sono tanto. Sospettosi. Sì. Ecco, vede signore, la mia rabbia che ho io, che c'è ancora questo razzismo. Lei pensa che possiamo cambiare noi? Cosa possiamo fare noi per migliorare? Noi verso di voi Sinti. In che cosa dobbiamo cambiare noi? Vuole che le dica una cosa? Sì. Non cambierai mai, non cambieranno mai, specialmente l'italiano, perché i Sinti sono tutto il mondo. Sì, lo so. E gli danno i suoi posti da mettere le sue roulotte, se hanno di bisogno gli danno un aiuto, l'Italia no. Si ricorda bene, io sono molto più vecchia di lei. Sì. Lei camperà 200 anni, è sempre così. Ma nella scuola, attraverso la scuola, o con programmi televisivi, attraverso l'informazione vera, un'informazione vera, non è possibile cambiare quello spirito, che è uno spirito razzista, convengo? Io spero, ma è difficile, glielo dico io, sono andata a parlare 2 volte nelle scuole, le medie e le superiori, erano 200 ragazzi, ho contato la mia storia, poca perché sennò è lunga, quanto hanno preso mio marito, ho contato quella cosa lì, però è difficile, si ricorda bene che non cambieranno mai gli italiani, mai e mai, siamo sempre Sinti. Adesso poi vi dico un'altra cosa che voglio che lo sappia. Noi, come ha detto prima mio figlio, non c'è più l'abitudine, perché i Sinti vecchi non ce ne sono più, sono i giovani. E hanno sposato i Gasi, le donne Gasi, pure la donna ha sposato un Gasi, si sono mescolati il sangue, ha capito? E loro non è più Sinto, è mezzo, nel senso. Poi dopo la gioventù di adesso, i nostri, non stanno lì a imparare la nostra lingua, ma no, ma qua parlano più in italiano che
ma almeno sapere, vieni qua che ti insegno a sapere, no, non mi interessa, vedi che anche loro sono ignoranti, perché quindi c'è un processo di impoverimento anche culturale? Sì, anche magari tra di loro il nostro linguaggio che abbiamo, magari devo dire una cosa che lui non voglio che lo sappia, parliamo insinto e noi ci capiamo, capito? Ho capito. Lei parla con me, io parlo con lei, abbiamo una nostra lingua noi. Del 97, li dico in particolare, il Papa Wojtyła, c'è stato che hanno fatto Beato Zefferino, il sinto spagnolo, e lui ha detto, c'era tutti i sinti, non c'era un gaggio, ricordo questa... tutti i sinti del mondo, io ero poco lontano del Papa, che le volevo bene che mai. Lui ha detto, ricordatevi bene, dovete imparare ai vostri figli la vostra lingua, perché se non l'imparate va perso. E difatti il sito col tempo vedrà che va perso. È un male, è brutto così. Certo. È brutto. Possiamo tornare un attimo indietro? Sì, sì. Torniamo indietro all'arresto di suo marito. Come si chiamava suo marito? Renato. Renato, il cognome? Aveva Disolin, era un nome come di Mastini, era lui, Masolin operava Ho capito. Perché era partigiano, insomma, ma lui era proprio partigiano, ha combattuto. Si ricorda in quale formazione ha combattuto suo marito? In quale gruppo? No, loro non avevano un gruppo? No. Era un gruppo di partigiani sinti? Sì, magari c'era anche gli aghi, ma non hanno voluto che si iscrivano. Ho capito. Non avevano nessuna malignità. Ci parli un po' di questa vicenda. Ah, va bene. Noi eravamo in Lombardia, io e mio marito, ma lui aveva i zii qua nel Veneto e diceva sempre andiamo nel Veneto, ma dico, ma cosa andiamo a fare là? Ma sì, andiamo a fare un giro anche là, e siamo venuti nel Veneto. Eravamo lì un paesino e vedevo che andava sempre via, dopo poco eravamo lì nel Veneto. Ma dove vai? Ma dove vai? Dico che la sera vai via. Ma sai, andiamo a giocare alle carte, andiamo di qua, andiamo di là. Ma io avevo anche rabbia perché è un mese che siamo di qua e vai sempre via, io sai cosa faccio? Vado a casa mia, ma no, guarda, no, adesso vedrai che fra un po' dopo andiamo. E ci troviamo a Belvedere, andiamo via di quel paese, eravamo 2 ville, andiamo a Belvedere. A Belvedere c'erano le giostre, un tirasegno, c'erano dei nostri amici. Siamo lì, tutta questa gente, tutto da un momento sono lì che parlo con una mia amica, mi giro e vedo venire avanti un cambio di tedeschi e una macchina, e davanti alla macchina c'era una persona con le mani crociate e i piedi. Io, siccome che lì c'era tanti ragazzi anche del paese e c'era di nostri giovani, mi piaceva del correre, io correvo forte in cada picco, dai grandi, correvo forte. E allora mi giro, i tedeschi, scappate. E ora siate i giocoli sulla strada perché di scalza. Viene avanti questo, c'era la Topolino allora, quelle macchine piccole, viene giù un tedesco, anche i fascisti, col calcio del moschetto lui mi dà una botta qui nel fianco, che c'ho sempre quella cosa, e mi butta dentro di questo fosso, c'era un fosso che c'era l'acqua, perché tu hai fatto scappare gli uomini, no, e ho detto di no, ma lui mi ha tirato su un'altra, questa mia cugina mi ha tirato su dell'acqua, e mi giro, vediamo questa macchina, questo camion, che sempre di Belvedere c'è una strada che viene qua a Gran Torto,
ma non sapevo io questi paesi, vanno giù di lì. Io ero già, però hanno lasciato dei tedeschi lì, adesso vi mettiamo tutti in fucilazione, quel tedesco lì. Dopo un'ora vedo arrivare i nostri uomini, perché quella spia lì è andato a insegnare ai tedeschi, i fascisti, dove c'erano i partigiani, ha capito? E là sono scappati tanti, e tanti erano presi i nostri 5 dopo di altri ragazzi, e volevano sapere chi sono quelli che sono scappati, ma loro non hanno detto niente, no, non sappiamo, l'hanno massacrati di botte, sono arrivati lì che l'hanno buttati per terra. Io corro, vedo Renato, cosa è stato? Mi ha dato 2 o 3 col manganello che avevano sulla vita e mi sono come inginocchiata, capito? Un cinto aveva fino all'occhio fuori della massacrati. Dopo noi si gridavano, insomma questo, e allora li hanno, no, arriva, aspetta che arriva, prima da portarli via arriva un fascista, 2 o 3 fascisti, lo chiamavano gamba di legno perché lui aveva una gamba di legno, che se lo vedo adesso è sempre uguale nei miei occhi, sempre ce l'ho qua, rosso, barba lunga rossa, e allora ha detto qui dobbiamo uccidere tutti questi zingari, lui ha detto. C'era mio cognato che aveva 13 anni e un altro bambino 8 anni, tutti i vecchi, tutti noi, giovinetti, tutti al muro, che a bel vedere se lei passa c'è ancora il muro, non l'hanno pittorato, niente, quanto passo io di lì, mi sento male perché dico, allora senta bene. E mentre che vanno via, li caricano, vengono caricati sul camion tutti i nostri feriti, li portano per andare a San Piero in Gu. Io, perché davanti di noi c'erano questi 2 tedeschi col fucile che prendevano solo l'avviso, prendo mio cognato per il braccio, scappiamo, ma lui no, scappiamo. Sono scappata, lì era una stradina piccola, adesso hanno fabbricato, c'è sempre la stradina, avanti, via, c'era un posto, siamo andati dentro con le foglie, prima ho coperto mio cognato, poi mi sono coperta io. E allora lì, la mattina viene l'alba, facciamo un giro ancora lungo per venire fuori dalla strada dove che c'era il paese, dico adesso sono tutti morti, e invece c'è lì un altro mio cugino ha detto no guarda, non ci hanno fucilati perché ha preso un ordine, quello lì, quel fascista, ha preso l'ordine che a Cittadella c'era da fare un rastrellamento, ha capito? E loro sono andati via, se no io pensavo che erano tutti fucilati, però vedi mi hanno messo la fucilazione anch'io. E dopo, senta, adesso le dico perché devo spiegare del Renato. Allora, dopo 2 giorni mi informo dove l'hanno portati, l'hanno portati a Cittadella, a Piazzola sul Brenta, sì. E lì nella Villa Monrosini. E io vado dentro lì con questa signora e chiedo, e c'è un signore, un tedesco, comandante, si chiamava Maior, mi ricorderò sempre. Cosa volete? Parlava bene anche l'italiano, guardi, dico, hanno preso mio marito, vogliamo sapere, va bene, venite con me. Mentre che noi si andava di dietro di lui, in fondo c'erano tutte quelle stanze che hanno loro tutti di ferro, si sentiva gli urli di questa gente che c'era. E io, cosa ho fatto io? Ho gridato Renato, Renato, e lui mi ha sentito e incinto mi ha detto Denimitamer. Sa cosa vuol dire? No. Ci ammassano, ha capito? Denimitamer, gridava, e loro gridavo ancora di più, piangevo anch'io. Questo comandante ha chiesto, ha detto che non potete vederli. Lei può immaginarsi come erano questi ragazzi.
Dopo vado via, passa ancora un po' di giorni e ho sentito che l'hanno portato in carcere nella Piazza Castello a Padova, e lì è venuto fuori la storia dei biglietti per andare a trovare mio marito, ha capito? Questa è una storia che io non potrò mai dimenticarmi, perché anche con i miei nipoti qua sto sempre a farli ricordare cosa ho passato. Ah, ma aspetti, ecco, vedi, un'altra cosa. Quanto loro mi hanno detto che ero in carcere, io sono andata, dice: guardi signora, sì, è qua in carcere, però l'abbiamo mandato fuori a lavorare nella TOT, che loro una volta c'era la TOT. Ma dico, ma dove l'avete mandato? Dietro il Piave, sa che qua nel Treviso c'è il Piave. E allora io cosa ho fatto? Siccome che eravamo con i parenti di mio marito, i zii, ho detto: guarda, dico, io adesso vado a trovare Renato perché l'hanno detto che l'hanno lasciato. Ma come fai? Ma no, ma sei giù, sei da sola? No, no, da sola vado. C'era una ragazza, due, ma non potevano venire avanti, va bene, con me. E mi metto sempre a piedi, mi metto in strada, via, 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 prendo subito, questa è la TOT qua di Padova, così, l'Ardini. No, qui signora non ci sono. Via, via, via. Quando veniva la notte, vedevo un contadino, mi fermavo, chiedevo di andare a dormire dentro e nella stalla con la paglia dormivo. Alla mattina, poverini, mi davano la colazione, mi davano da mangiare il latte con la polenta brustolita, capito? Bel mangiare, dopo mi davano un pezzo di pane con 2 grappetti d'uva, quella famiglia. Poi un'altra famiglia, che c'era una signora che aveva una bambina, ma avevano preso anche il suo marito, e ha visto che ero nella sala, è venuta e l'ha detto: signora, venga a dormire in camera mia che c'è un letto libero. E sono andata a dormire con lei. Per 3 notti, 3 giorni ho viaggiato da sola, ha capito? Via 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 sono andata ancora a casa dei miei parenti, ho detto: non l'ho trovato, non l'ho trovato. Allora cosa ho fatto? La mattina dopo sono andata a Padova e mi hanno detto che l'hanno mandato in Germania. Invece era già ammazzato, lui era già, perché hanno fatto saltare il ponte della ferrovia di Vicenza, è morto un tedesco, muore un tedesco e ne prendono 10. Senta bene, poi passa la guerra, pensavo che era in Germania, passa la guerra, come l'ho detto, mio fratello Girde era qua partigiano sull'altopiano, lui sapeva che era già morto un mio marito, però non poteva andare fuori. Appena finita la guerra lui è venuto a trovarci, che eravamo in Lombardia con la mia mamma, ha detto per mia mamma, mio papà: guarda che Renato l'hanno ucciso e si trova a Vicenza. Mi ha portato a Vicenza, abbiamo visto le 10 croci perché volevano sotterrarli senza nome. Allora il frate ha detto: no, se mi date il nome e cognome io li tengo qua, se no ve le portate via. Dopo lui mi ha detto, siamo andati di questo frate, e lui ci ha detto: guardi, hanno fatto anche delle fotografie, ci ha insegnato, che siamo andati in piazza, c'era un fotografo e abbiamo chiesto, ha detto: sì, io ho fatto delle fotografie. Ho visto subito questo, perché lui ha un mattone sotto la testa, e l'hanno fucilato, ho capito. Ma quel signore, che siccome che l'hanno fucilato dove c'è adesso, di dietro lì, c'era la Lana Rossi, che adesso hanno fatto la apertura, non so, c'era un partigiano sconto sopra la casa e lui ha visto tutto. Quando l'hanno uccisi si sono seduti e hanno mangiato, bevuto e ridevano, ha capito? E adesso dopo gli dico un'altra cosa. Quando io sono partita, ecco, vedi, scusate, come ho detto prima,
Quando ho detto per i miei parenti, io vado via, vado a casa mia, vado... ma no, ma cosa vai? No, no, erano Bresci i miei. E allora mi ha detto, va bene, io non avevo soldi, loro non mi hanno dato soldi, avevo 2 cugini di Piumini. Lì c'era un meccanico che ancora adesso la casa, Villafranca Padovana. E dico, guarda signore, non c'ho soldi, ho di bisogno di prendere il treno. Insomma, per scontarla mi ha dato 100 lire, 100 lire. E io con quelle 100 lire lì sono andata via a Padova. C'erano i camion che portavano via i spolati. Vedo la gente, sì, guarda signora, quello lì va a Verona. E allora ho chiesto, sì, va di su. Quando siamo stati a Desenzano, c'è l'Alt, c'è i tedeschi. Ah, aspetta, ma siamo fermati a Verona, vedi, a Verona c'era il rifugio, Piazza Nuova, lì, Porta Nuova, e siamo andati sotto tutti lì quelli che c'erano. E c'era un militare con noi, un ragazzo giovane che andava a casa, poverino. E allora dice una signora, ma guarda, se sei messo così, ti uccidono, ti dicono, non c'ho niente da mettere, non aveva niente. Alla mattina siamo partiti con lui tutti insieme e arriviamo a Desenzano. Io, come ho sentito che c'era l'Alt, sono andata subito giù del camion. Io e un'altra signorina e un uomo ci siamo nascosti. Appena abbiamo sentito le fucilate che avevano la metraglia, cosa avevano lì, quelle bestie lì. E ecco, dico, l'hanno ucciso. Difatti, quando sono andati via i tedeschi, quel padrone lì si è chiamato, venite che sono andati via. L'abbiamo visto, non si vedeva la faccia, era messo così giù un po' dalla strada e l'hanno lasciato lì e noi siamo andati via. Sono arrivata a Brescia con altro camion, con quello lì siamo arrivati a Brescia e dico, adesso dico, quando vado, ma però mi ricordavo dove c'erano questi scinti, perché si dava anche a noi fermarsi lì, e l'ho trovato e ho detto, guarda, devo andare ai miei genitori. Bene, ha detto lui, questa sera stai qua e domani mattina ti portiamo dalla tua mamma. Difatti mi ha portato, dico questo perché vedrà cosa gli dico adesso, mi ha portato i miei genitori a Roccafranca di Brescia. L'ho ringraziato, lì dentro da Roccafranca c'erano 3-4 famiglie carovane, perché ci scondevano qui canotti, sa, perché c'era l'apparecchio che mitragliava. E dentro lì la signora aveva 2 figli, erano tutti 2 partigiani. E lei aveva la casa, sì il portico, ma dentro aveva fatto anche una casa. E tutto il momento vediamo arrivare dentro, perché è un portone grandissimo quello lì, numero 2 c'è, numero 2, ancora come prima. E sono venuti dentro questi tedeschi. Vieni giù, allora mia mamma poverina si è messa in caravana, pregava, mia cognata è scappata, l'avevamo trovata alla sera, dalla paura. E io sono andata vicino a mio padre, perché mio padre era un grande prestigiatore. E da 13 anni lui è stato in Germania e ha imparato il tedesco come l'italiano. E allora lui ha detto, che ha chiesto di no, guardi che qui non c'è nessuno, non c'è niente, ma io faccio il prestigiatore, e difatti gli dice, come fa il prestigiatore? Sì, ma ci può fare vedere? Sì, ha detto, io le faccio vedere, ma i vostri militari devono tirare giù i fucili e poggiarli qua sul tavolino. Ha capito mio padre? Senta, poi lascio. Quanto lui ha visto i prestigi, si vede che la Madonna, il Signore, ha detto mandiamo uno buono lì, che gli piaceva lo spettacolo. La bravura anche. Sì, ha chiamato uno sempre in tedesco, mio papà ha capito, avevano quel telefono, sì. Gli ha dato ordine di tirare via tutte le mine che avevano del paese. Oh là là. Mio papà ha salvato Roccafranca. Allora, prima
non si aveva di mangiare, dopo ci portavano qualche cosa di mangiare. Questa è la storia di mio padre, della mia famiglia. Ha salvato il paese. E dopo siamo andati, come le dico, da lì siamo andati a Barbariga, dove è nata la Mirka, e è venuto l'armistizio. Non solo mio fratello era partigiano qui, mia cognata, la sua moglie, avevano una casa qui a Oderzo, perché l'hanno preso, lei è andata a una casa. Aveva sotto di lei 4-5 ragazzi, uomini, e li ha vestiti di donna, l'ha salvati lei, mia cognata Celestina. Quindi in realtà è proprio tutta la vostra famiglia? Sì, tutti, perché mio fratello Renzo, anche lui, tutti, guarda, tanti siti. E poi gli dico una cosa che prima mi aveva detto come si presentava. La gente che sono stati prigionieri di quei posti lì che uccidevano. Si riferisce ai campi di concentramento? Sì, i campi di concentramento. C'erano tanti scinti. Una signora, dopo dei scinti che sono stati vivi, giovinetti, che hanno detto la sua storia, ma quella gente che sono stati vivi dicevano che maltrattavano di più erano i zingari, rom zingari, buttavano parari ai bambini, poi li uccidevano. Ha capito? È storia questa, non è bugie, perché anche quel signore che conta sempre la sua storia, poverino, delle sorelle, io ho pianto più di una volta con lui, anche lui diceva quella parola. I zingari buttavano parare i bambini e li uccidevano, discalzi, in mezzo. Allora gli altri avevano il grembiule a righe, loro le avevano marrone, e il significato era che era fango. Significato fango. Vedeva questi bambini, ha detto camminare discalzi, nudi in mezzo al fango, e come loro li bruciavano vivi, andavano giù, non venivano più su. Allora vedi anche i scinti, ne hanno ammazzato dei scinti. Sì. E nella vostra comunità ci sono state altre partigiane, staffette, a ricordo? Penso sì, ma penso di sì, perché adesso io non mi ricordo, ma penso che tanti scinti, nel senso che loro, per esempio, adesso questi di Renato, Sant'Elena di Monselice, lì erano insieme anche con quelli lì loro, ma non hanno voluto scriversi che partito era, come si dice, che si iscrivono, che danno questo partigiano, un riconoscimento, una ricompensa. Ecco, no. Non hanno voluto essere. No. Nella vostra comunità il fatto che una donna desse un contributo alla resistenza veniva accettato normalmente? Sì, ma loro. La donna ha sì, ma dopo io non ho mai. Io la mia storia l'ho contata a fare il libro, ma tanti non sapevano niente di me, perché i miei genitori, i miei fratelli, ma non ho mai detto questo. No, mai. Finita la guerra, le è stato riconosciuto il sacrificio di suo marito? No. No? Mia figlia, siccome che io e mio marito non eravamo sposati, perché noi sinti si usa prendersi tutta la vita, stiamo assieme come i colombi. E allora poverino lui l'hanno preso, come le dico, che è nata la bambina, sono andata a battezzarla, ma però in comune hanno messo figlia di Pevarello io. Finito la guerra sono andata io a Vicenza, che quello lì che aveva fatto saltare il ponte è stato ferito un occhio, era un grande, come si dice, comandante. E allora ha detto, puoi anche prendere la pensione, ha detto. Sì. C'hai la suocera? Sì. Facciamo così, porta qua tua suocera, basta che lei riconosca la bambina, e invece, caro signore, mia suocera è morta con rimorso, vecchia materna. Ha detto, ma no, sai, guardi signora, che lei i suoi soldi
non li dà la sua nipote. Suo nipote ha la pensione e lei non ha voluto conoscere. Sì, dico signora, ha ragione, l'ho fatta qui i tedeschi, dico la sua nipote. Lei si è risposata dopo? Sì. Quanti figli ha avuto dopo? Con Renato? No, con Renato ha una bambina. Sì. E con Adriano? E con Adriano? Tre figli. 3 figli. E adesso quanti nipoti ha? I nipoti. Guarda, facciamo un conto così. Il mio 50, 60. E allora la nostra vita, sarebbe bella la nostra vita, perché noi, guardi, circhi, la mia gente sono stati tutti artisti. I parenti di mia mamma, i suoi parenti suonavano i violini, senti. I parenti sempre di mia mamma facevano le commedie, ha capito, quegli anni là. Avevano una giostrina a mano, penso 2 secoli, 3 secoli, a mano. Mia nonna, che giravano del napoletano, dopo poverina ha preso una cortellata di uno che ha preso i soldi, ha rubato i soldi. Allora mio papà, mio nonno, sì, mio nonno, il papà di mia mamma, sono venuti via, sono andati in Lombardia. Hanno sempre girato anche loro. Però abbiamo una cosa bella noi, abbiamo un sangue senza parlare male di nessuno, ma noi Sinti, il vero Sinto è pulito e non va a mandare i bambini alla limosina perché abbiamo paura noi. Signora, adesso le dico una cosa, noi di Gagli, parlando con rispetto, educazione, mia mamma mi ha sempre insegnato non dare perché guarda che ti portano via i Gagli. E i Gagli dicevano per noi non andare che ti portano via i zingari, ha capito? Perché mia nonna, quando ha sposato mio papà, era un gaggio mio papà di Montagnana, una persona, ha detto non dovete sposare i Gagli, perché i Gagli con noi Sinti non andiamo d'accordo, perché loro hanno un'abitudine e noi ne abbiamo un'altra. L'ha perdonato mia mamma, mia nonna, dopo 2 figli che ha avuto mia mamma, i primi 2, Cesarina e Clementina, che loro erano montagnane, stavano di casa loro. Mio papà faceva il militare, mia mamma andava a lavorare, poverina. Ma dopo si sono messi a girare perché mia mamma non ce la faceva più stare ferma. La nostra vita è da girare, da girare. Perché noi, come le dico, siamo un popolo, per esempio voi Gagli, no? Noi Sinti. La signora Sinti. Ma non c'entra perché siamo Sinti, il sangue è rosso come il mio, il suo è rosso come il mio. Perché dovete sempre essere malfidenti di noi? Perché? Ci può salutare nella sua lingua? Ua, parcarauto mi but, faltoima e ninaioi faltoima. Ti saluto tanto, te mi piaci, lei mi piace. Ho fatto tanti bei fiori, tanti, anche questo, guarda che bello. A questo... Erasma, me lo regali uno? Sì, sì, sì. Così me lo incornicio. Bravo. Metto a casa. Bravo. Così guarda questo. mio figlio poi lo avrà per tutta la sua vita, perché Sì. queste cose devono essere tramandate. Bravo. Scegli quello che ti piace, ma ne ho ancora...